In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello i Baldini. 1, 2, 3, 4. Buongiorno, buongiorno, viva Radio 2, prende il via. Oggi sono orfano, oggi non so se... sono tristissimo, sono veramente triste perché oggi il mio socio, il mio compagno di merende, il mio amico, per un amico in più, improvvisate. Purtroppo Marco Baldini, è una notizia che devo dare a tutti. Purtroppo, lo so, è difficile cominciare un programma radiofonico ridanciano come il nostro senza un amico al proprio fianco. Abbiamo passato dei giorni bellissimi io e Marco, mi ricordo quando giocava ai cavalli, scommetteva e perdeva tutto, veniva da me e mi diceva Fiore, aiutami. Mia madre deve pagare l'affitto, prestami qualcosa. Io gli prestavo i soldi, lui anziché di darli alla madre se li rigiocava e li riperdeva. Era bello, era bellissimo. Purtroppo sapere notizie di oggi, Marco Baldini, non ce la faccio, non riesco a dirlo, è venuto a mancare proprio. Come si tocca le palle. È venuto a mancare le ultime sue parole, me le sono appuntate sul computer, sono state non fiori, ma giocatevi alla tris il 12 e il 13. Sentite, tutta l'intera popolazione equina nitrisce per la sua scomparsa. Caro Marco, noi ti ricorderemo sempre. Io so che ovunque tu sia in questo momento e stai ascoltando la radio, ti stai facendo una spremuta di olive che veramente... Te l'avevo detto, tu non vieni alla puntata per andare alla fiera dei cavalli e io per tutta la puntata, ma devi sapere una cosa, caro Marco Baldini, tu oggi ti perderai, intanto l'ospite che avremo oggi te lo perderai, oggi non abbiamo un ospite così, tanto per... Oggi abbiamo una cantante, ora dire una cantante... Bisognerebbe mettere l'articolo determinativo, la cantante, in assoluto, che se fosse qua chissà cosa direbbe, ma non può perché non c'è. In questo momento sente dalla macchina colei che ha duettato col mondo intero, colei che ha incantato l'America e non solo, colei che ha vinto Grammy, che dico Grammy, chili. Laura Pausini, caro Marco Baldini, sarà qua. Ma non solo, c'è anche, brutta dire la parola, scusate l'inizio molto lungo oggi, ma senza Marco Baldini mi devo scatenare. C'è qualcuno che ha preso il tuo posto, che oggi è venuto qui. Il brutto dire il sostituto è troppo, come possiamo dire, restrittivo dire così. Signori, chi in questo momento è seduto sulla poltroncina a forma di sella, tra l'altro, sentite già la sua risata, eccolo qua, era stato sempre nostro ospite, ma quest'oggi deve lavorare, Gianluca Guidi. Ciao Gianluca! Buongiorno a tutti. Come ti trovi a essere qua? No, sono rimasto un po' male perché io pensavo di continuare, poi invece poi Baldini lunedì, quindi non è vera la storia che mi avete detto. Quale, che era morto? Sì. No, purtroppo no, è vivo. Quindi io lavoro oggi e basta. Lavori oggi e basta. Beh, casomai, sai com'è? Non si sa mai, della settimana. Magari organizzo io una fiera equina lì e... Tu vieni a lavorare.
La risata di Gianluca Guidi è meravigliosa. Senti, sai che abbiamo oggi ospite la Pausini, quindi tu potresti avere anche l'onore, sì, l'onore di, cioè quando mai, ora adesso non per sminuirti, no, ma quando mai a Pausini dice facciamo un duetto con Gianluca Guidi, direbbe subito lei, di no. Lei è stata Direbbe avvertita di subito, questo? però no. Ad esempio tu che sei antico, no? Come, sì, come decisamente, look, come look sei ma molto anche antico. la testa proprio. Anche la testa. Sì, Qual è sì. l'ultimo cantante? Per te cosa esiste della musica leggera? Cioè, dopo cosa ho smesso di ascoltare, dopo la morte di Sinatra io non ho più avuto notizie. Contatti con niente. Ma No. se venisse la Pausini, cioè quando verrà qui la Pausini, no? Sì. Cosa le proporresti di cantare? Tipo? Potremmo fare una cosa di Bacharach che magari unisce. Beh, Tipo, fammi un accordo, fammi un accordo. Tipo, non so. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. Bello. That's what you get for all your troubles are. E poi? Vado avanti a cantare. Sì, Never fall in love again. I'll never fall in love again. Bene, la puntata si preannuncia delle migliori, quindi questa poi gliela proporremo. Attenzione, antiquariato, notizia di antiquariato scoperta in Egitto, nella piana di Giza, scusate, in geroglifico. Ah, un geroglifico a forma di Gianluca Guidi. Incredibile, non volevo crederci. Quanto In smoking ovviamente. Oggi avremo tante notizie. Cos'è successo in questi giorni? Tu sai qualcosa di attualità? Perché sai, Baldini mi dava sempre. Di attualità non tantissimo, perché salvo il fatto insomma di queste, si parla altro che questa TV volgare, si legge, abbiamo visto in televisione ieri sera. Sì, chi hai visto? Beh, Lippi è in tournée. In che senso? Sta facendo tutte le trasmissioni per dire, spiegare l'atto motivo che ha commesso, della motivazione. Cosa ne pensi tu in qualità di Guidi? Nulla. Nulla Nulla, perché ognuno ha la molto... sua cosa, insomma, niente. Credo che poi finiremo di parlare anche di questo prima o poi, immagino. Sì, prima o poi, ma meglio poi che prima, perché assolutamente noi avremo sì. anche tante cose oggi, collegamenti, e avremo collegamenti veramente importanti con il Vaticano, soprattutto il Vaticano, ci collegheremo con padre Georg, sì, che ieri... Sono molto emozionato. Sai che noi abbiamo avuto una tiratina d'orecchie da parte del Vaticano, però insomma poi abbiamo spiegato, ci siamo chiariti. Cioè cosa è successo? Che è successo? Si erano incazzati. Al Vaticano? Sì, pure lì, anche nel loro piccolo. Nella Sì, qualche volta. No, ma poi noi, io e Baldini abbiamo rimediato, ogni giorno facciamo un qualcosa che abbia a che fare, io canto sempre santo, sempre. Ah sì? Sì, in collaborazione col pubblico, mi piace dalla parte dove fa i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna. Ah, la sai? Qualcosa si ho studiato. Osanna nell'alto dei cieli. Poi? Benedetto colui che viene. Ma continua. Nel nome del Signore. Sha-la-la-la-la. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Bello. Grazie, fregate. Volevamo salutare un gruppo di ragazzi qui che mi hanno portato una maglietta di un noto locale romano che è il Mucca Assassina, grazie! Nonché fans anche della Laura Pausini, tra l'altro. Qui vedo c'è un ragazzo con un poster addirittura di Laura Pausini disegnato, addirittura un quadro. Bellissimo. L'hai fatto te? L'ha fatto? Chi l'ha fatto? Ah, l'avete comprato già fatto. Cioè pensa, che vanno, sai quelli che fanno i quadri a matita per strada? Uno va lì, scusi, gli porta la foto, mi fa un quadro alla Pausini e l'hanno portato qua. È bellissimo tutto ciò. Mi dicono, signori, abbiamo una telefonata, ma vera, attenzione, vera, verissima. Non so, ancora no. E allora che cavolo mi dite che c'è una telefonata? Dal Giappone, perché voi sapete che in questo momento in Giappone si sta disputando il campionato mondiale di pallavolo. Siccome nel nostro paese si parla solo di calcio, stanno vincendo partita su partita, noi volevamo dare alito anche a sport di cui si parla poco, come la pallavolo. Non ho capito cosa hai detto. Alito. Ah, cioè voce, certo, esatto. capito. Voce sì? a uno sport come la pallavolo, in particolare la pallavolo femminile. Io posso allungare quanto volete, datemi un cenno. La bolletta col Giappone. Ma chi se ne frega. Allora, siamo pronti col collegamento col Giappone. Il numero è lungo, mi dicono, il numero è lungo perché molto probabilmente dovremmo avere lì la Piccinini. La Piccinini. Sono io. La Piccinini, pronto? Eccola. Francesca Piccinini. Buongiorno a tutti.
Non ti sento, io non la sento in cuffia. Non è arrivata Francesca Piccinini. Buongiorno. Aspetta Francesca, perché il collegamento col Giappone è difficile. Tu so che sei in linea, ma noi non ti sentiamo. Si sente? Mortaccio. Io mi sento benissimo. Sì, un attimo dico una cosa qui alla regia, li mortaccio. Sento niente. Scusa Francesca, Scusa. Niente. Ecco, sei arrivata. Ciao Francesca, come va? Ciao a tutti. Bene. Intanto dici, che ore sono lì? Ma sono le 10, le 22. Le 20 di sera? Quindi siete, domani giocate, no? Sì, tra qualche ora, Ah. perché domani mattina alle 6:30 ci alziamo. Contro e da chi voi giocate? Col Giappone, vero? Giochiamo contro, no, la Cina Taipei. La Cina? Taipei. Taipei. Che tipo di Cina è? È forte, formosa. Formosa, ma sono alte? È l'isola Formosa. Ah, ho capito. No, comunque complimenti perché avete giocato la prima partita così e così, no? Così. E l'avete siamo persa. invece in salita. E allora, come succede sempre in Italia, sai che no, appena prima partita persa, giù, no, e non va bene, bla 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 bla. Adesso dopo 6 vittorie consecutive invece siamo anche noi qui pronti a celebrare e a tributarvi l'applauso che vi meritate. Francesca, sei stata già definita la migliore giocatrice di questo mondiale, sei contenta di questo? Sì. Ma io aspetto alla fine, me lo devono dire alla fine, non adesso. È troppo facile, quando conta che si devono dimostrare le cose, spero di dimostrarle, sia io che la mia squadra. Hai visto le ragazze dello sport come sono belle, quadrate, giuste, oneste, pure, oneste, perché la Piccinini ha giocato più di 300, invece ascoltatori, 300 partite. Ha iniziato a che età? Avevo in nazionale a 15 anni e invece l'età in Serie A. E quella è l'età in cui tutte le ragazzine vanno in discoteca, cercano il fidanzatino, invece la Piccinini cosa faceva? Giocava a pallavolo. Giocava a pallavolo e andava ad allenarsi. Nazionale. Già, al nazionale. Senti, adesso dopo la Cina, poi andrete, se così noi ci auguriamo una vittoria, andrete in semifinale? Dopo la Cina giochiamo contro il Giappone dopodomani e se passiamo questo girone andiamo in semifinale. In semifinale, noi ve lo auguriamo, vi auguriamo anche la finale e promettici che nel caso di vittoria, ma anche di non vittoria, che non succederà, insomma un'altra telefonata per festeggiare magari porta di buon auspicio, che ne so, che dici? Non diciamo niente, comunque, non diciamo niente. Tu di dove sei, Francesca? Io sono di Massa, Carrara, Toscana. Ma sei toscana. Senti, mi dici una cantante che ti piace? Per forza donna? No. Un cantante? Sì, uomo? un cantante. Sì, uomo. Mi piace Omar Pedrini. Omar Pedrini, come no, ex Timmuria. Senti, no, scusami, mi fanno una battuta, dice che la Cina mi dicono che è forte a muro. Sì, sono forti a muro, in difesa, fanno bene. Lo so, questa è una battuta che mi è Non l'ho arrivata. capita. Sì, neanche noi l'avevamo capita subito, me l'hanno mandata. Sai che insomma, la muraglia, robe così, insomma, qui sono lo so. Sai, ci danno veramente l'umorismo qui, è una cosa. Vabbè, lasciamo stare, Francesca. Senti, allora noi ti facciamo gli in bocca al lupo, crepi il lupo, e ci salutaci tutte le tue compagne. Volentieri. Io un saluto particolare lo faccio alla Lobianco, a me mi sta simpatica la Lobianco, che la vedo piccolina, che gira lì in mezzo al campo, è bravissima. È veramente forte. Sì, perché la Lobianco è importante, no? Perché è quella che alza, che mette, diciamo, la mette, no? Come si dice, la mette. La mette giù sempre precisa. Si dice in gergo, la mette giù, ce la mette bene, perché una per schiacciare ha bisogno che la palla sia perfetta, o sbaglio? Sì, perfetta, sì, come quelle che prendono la palla prima, la devono mettere lì in testa alla Lobianco. Bravo, vedi, chi prende la palla subito, Lobianco, lei la Lobianco, non so se avete visto la Lobianco, l'avete vista quanto è carina, è così, però
Però è meravigliosa, veramente. Senti Francesca, allora tanti in bocca al lupo, Forza Italia. Forza Italia ho detto, scusate, non dovevo... A lei Italia, Francesca! Bocca al lupo! Bocca al lupo, ciao! Grazie. Ciao! Collegamento con la pallavolo, che bello! Allora mi dicono che Laura Pausini è già in zona via Asiago. Sto cercando Adesso, parcheggio. sì, ci colleghiamo e qui devi collegarti tu adesso. Ma con grande onore con padre Georg, sì. Chissà cosa sta facendo in questo momento. Vediamo, adesso è un grande onore per me entrare nelle stanze segrete del Vaticano per il nostro colloquio appunto con il segretario del Papa, padre Georg. Buongiorno padre Georg. Un attimo. Allora, un attimo. Cosa succede padre? Siete pronti? Allora, 1, 2, 3, fuoco! Cosa sta facendo? Avanti un altro. 1, 2, 3. Padre mi sente? Sì? Padre è Gianluca Guidi, buongiorno da Vive Radio 2. Buongiorno. Cosa sta succedendo da lei? No, stiamo mettendo insieme un nuovo spettacolo di circo del Vaticano Ecco. e stiamo provando il numero del prete canone. Fuoco! Senta, le dispiace interrompere Sì? per un attimo la carneficina. Abbiamo letto sui giornali la bellissima iniziativa benefica del Santo Padre. Sì, cosa ha fatto? Come dovrebbe saperlo lei, scusi, uscirà un calendario, no? Allegato con Famiglia Cristiana, un calendario con il Papa. Ma davvero? Ma lei dove vive, scusi? Perché non... Anche il Papa ha fatto calendario? Perché anche Papa? Cosa vuol dire, scusi? No, perché anche io ho fatto un calendario, però il mio uscirà in allegato con Max. Beh, questo è un vero scoop, complimenti. Certo. Beh, per esempio il Papa si è fatto fotografare a Castel Gandolfo, nei Giardini Vaticani, nella biblioteca, insomma nella sua quotidianità. Lei invece? Io mi sono fatto invece immortalare nella mia quotidianità, quindi nella sauna, in palestra, dal parrucchiere mentre mi faccio la lampada, capito? Un attimo qui ti chiedo scusa, ma devo assentarmi proprio per un secondo. E dove va? Ho tutto il conclave in riunione ed è arrivato il momento in cui i cardinali devono lanciare il loro messaggio finale. Ascoltiamo il religioso Aspettano silenzio. solo il mio ok. Certo. Un attimo solo. Allora, eminenze, guardate tutti in camera, guardate. Al mio 3 potete fare il saluto. Pronti? Ci siamo? 1, 2, 3. Italia 1! Questo... Complimenti padre Georg, tipico messaggio cardinalizio. Ti piace? Sì, molto, devo dire, una bellissima trovata. Senta, siamo interessati però al suo calendario. Tipo, non so, Sì. ci dica cosa succede in qualche mese, a gennaio, la fotografia. Sì, per gennaio abbiamo scelto un'immagine molto forte. Sì. Ci sono io che prendo a schiaffi un cherichetto e lui ride, tutto contento e felice, e sotto c'è la scritta porci l'altra guancia. Beh, Mi piace? moltissimo. E a luglio? Luglio, un attimo, luglio è bellissimo. Ci sono io in boxer, sdraiato su uno scoglio in riva al mare tra noci di cocco e ananas, con la pelle leggermente però bagnata e lo sguardo intrigante, e sotto c'è la scritta: e ci creò a sua immagine e somiglianza. Questa è un po' vanitosa da parte sua. E vediamo un ultimo mese a caso, novembre. Via. L'immagine di novembre, me la sono fatta ingrandire e me la sono attaccata nel confessionale. Ci siamo io e Bernardo Provenzano seduti fianco a fianco e sotto la scritta: io confesso, e tu? Lo acquisterò senz'altro questo calendario, padre Georg. Prego, scusi. Scusate, adesso devo andare, mi hanno appena avvisato che lo strato di ghiaccio che abbiamo fatto mettere in piazza San Pietro è già pronto. E perché uno strato di ghiaccio? Un attimo. Suor Kate, mi porti la mazza? Grazie, fatto l'allenamento di hockey. Stiamo giocando, grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie a padre Georg. Eccoci qua, dopo esserci collegati con il Vaticano. Dicevi, scusa Guidi, che non sentivo, non ho sentito. No, dicevo, abbiamo appena finito. Scusate, volevo dire una cosa, Sì. ma avete provato a chiamare Baldini per caso?
Baldini? A provare a chiamare Baldini al telefono per vedere dov'è, perché è veramente alla Fiera dei Cavalli, che io sono curioso di sapere. Ma cosa fa lì, scusa? Non lo so, Sella, dalla Biada, qualche cosa farà. Lo stalliere. Farà lo stalliere, qualche cosa farà. Che ne so. Provate a chiamarmi Baldini. Vediamo, sentiamo. Sentiamo, Baldini in diretta live, non sa manco di questa chiamata, Non lo sa. Pronto? Eccolo, in diretta. Lui legge il numero? No. Sentiamo, Immagino rispondi. Stava correndo. È impegnatissimo, non... Vabbè, non risponde, stronzo. È il numero privato, non rispondo. Vabbè, allora, caro Guidi, visto che tu non sai cosa noi facciamo qui, intanto ci stiamo preparando. Cremonesi, yes. Tu hai fatto stacchi di preparazione oggi? Hai preparato qualche cosa? Sì, volendo sì. Sì, fammi sentire. Sei proprio... Sì, sei pagato, la SIAE, queste cose, quindi vai un po', vai. Andiamo? Dai. 1, 2, 3, 4. Questa la conosco persino io, penso. Che cos'è? Questa è Lionel Richie. Bravo! All Night Long. È una roba incredibile. Io ho dei momenti rock durante la giornata e voi avete beccato questo, che sono le 2:04. Ma incredibile, perché tu sei un antico. Beh, era ancora vivo Frank quando aveva inciso questa cosa, per cui tutto quello che concerne. Gianluca Guidi, adesso se ridiamo e scherziamo, ma c'è una commedia musicale che tu non hai fatto? Parecchie. Calcolando che ne ho fatti 4. Quali sono le tue? Sei un pirla però, è a seconda. Cosa vuoi che dica? No, le ho fatte tutte. Vabbè che sono anziano, però insomma. Cosa hai fatto? Io ho fatto Stanno suonando la nostra canzone. Mai sentita. E infatti. Poi... Di Neil Simon con la regia di Proietti. Poi ho fatto aspetta che ci penso, Promesse, dove poi è tratta la canzone di Baccarat che abbiamo sentito prima. Poi ho fatto Parole d'amore, parole con Nino Manfredi. E ultimamente basta, non ci interessa l'altro, dai, va bene. E dai Producers, come? Come no? Sì, con mio amico Iacchetti. Senti, ma sei in tournée, dove suoni stasera, domani sera? Stasera sono in una località vicino ad Arezzo. Come si chiama? Cavriglia. Dove il teatro è già esaurito. Non fare quella faccia, perché ti ho visto che tu quando fai tu commenti con gli occhi. Tutto il rispetto per Cavriglia, ovviamente. Riempire il teatro di Caviglia non credo ci voglia tanto, insomma. No, probabilmente non è nemmeno pieno. Ma dai! No, perché ieri sono andato alle prove lì e il sindaco mi diceva che è molto difficile sensibilizzare la popolazione di Cavriglia al teatro. Quindi tendenzialmente... Ma tu che spettacolo vai a fare stasera? Io vado a fare questo mio Sottolineo secco e la Resistibile. Ma canti anche Sottolineo secco la canzone? E se domani? No, lei si chiama così perché fu il fatto del cartoccio di latte che mi colpirono a... Ma che bella quella storia. Ma oddio, viverla meno, però sì, a parlarne da vivi sì. No, perché dovete sapere che Gianluca Guidi in un suo spettacolo... No, io ho fatto due festival di Sanremo che non si ricorda nessuno, vedo sguardi attoniti qui, ma non preoccupate, nemmeno io me li ricordo. E poi si fanno i cantanti, come la nostra ospite di oggi, fanno concerti negli stadi. Tu andasti alla fiera di che cos'era? Sagra della Bracciola. Esatto. Di Copparola, dove cominciai con un pezzo che ho cantato qui la settimana scorsa, che era Come Fly With Me, e Copparola lì proprio era morto. E lì appena tu arrivassi sul palco... No, momento, poi cominciai E se domani, perché anche quello era adattissimo alla piazza, e tra la frase E se domani e sottolineo se, un indigeno del luogo mi ha fatto pervenire sul palco un parallelepipedo solido bianco che io, passata la barriera delle luci, ho riconosciuto essere un cartoccio di latte. Rancido anche. No, freschissimo, che si è tetrapaccato sul mio blazer blu. Io sta storia, pure che la sento 100 volte, fa ridere. A me mi fa ridere. Sì, ma io conservo ancora il blazer ancora innaffiato dal... Ma tu ti sei mai accorto, hai saputo mai... Cosa? Il colpevole? Chi ha tirato? Io lo so, noi lo sappiamo. Ma guarda che erano tantissimi, perché quando tu fai questa... No. Attenzione. Vedi? Sono stato io, sono Gianni Morandi. Allora, ero lì.
Sì, allora ho detto, chi è questo bastardo sul palco? Allora ho preso del latte e ho detto, fatti mandare dalla mamma. E te l'ho tirato subito, sono l'eterno bastardo. A proposito, c'è una notizia qualche volta su di te. Allora, Guidi, facendo un one man show, è stato più numeroso del pubblico a teatro. Scusa, devo parlare con Cremonesi. E poi dopo ci abbiamo una canzone. Cremonesi, sì. Tu sai che sta arrivando la Pausini, sì, vero? Certo. Ti sei preparato? Sai che lei ha fatto questo disco? Sai come è sentito il disco nuovo della Pausini? No, come è sentito? Io canto, credo. Ma quello è il singolo. Il singolo, sì, il singolo. Mentre io canto, sì, il nuovo io canto sì, anche. Pirla, io l'avevo Canto detto giusto, io. ma hai fatto venire il sai che ha reinterpretato canzoni di Raff, di Nino Buonocore, Battisti, ha fatto il mio campo with Juanes, chi è? Chi sarà? Juanes, chi è Juanes? Juanes, chi è? Chi è? Ah, Camisa Negra, quello Tegna Camisa Negra. Ah, sì. Ho capito, vabbè, quello Juanes, e poi di Ramazzotti, Stella Gemella, addirittura un duetto con Johnny Holiday. Ho temuto per un attimo. Hai fatto una pausa. Tiziano Ferro. Ma quando arriverà? Gliene devo dire 4. A lei, poverina? Sì. Perché cosa te lo dico io perché non ti ha chiamato? No, non voglio dire, non merito tanto, però quando arriverà poi glielo diremo quanto manca. Per adesso ci dobbiamo fermare. Intanto vi do una notizia di Banca Italia che ieri campeggiava su tutti i giornali stamattina e ieri sera tutti i telegiornali. Draghi, avete presente Draghi? Allora, la scuola, governatore. Sì, il governatore Draghi dice la scuola è il nostro motore, ma il deficit di istruzione è un problema. Il ministro dell'istruzione Fioroni replica: non siamo un popolo ignorante, se si informerebbe meglio lo sapesse anche lui. E su questa c'è la radiopromozione. Che cavolo. Io canto. Oggi parliamo di Negronetto, avete presente? Salame. Ma quale salame? Salame lo dite a qualcun altro. Negronetto è speciale, unico, ha un profumo delizioso. E poi è così buono, ma così buono che anche il pane se lo vorrebbe mangiare. Non ci credete? Beh, cominciate ad affettare Negronetto e vedrete che succede. Negronetto, a chi non farebbe gola? Dentro c'è tutto Negroni. Vuol dire qualità. Allora siamo pronti con Viva Radio 2, Gianluca Guidi con noi, mettetevi le cuffie, sta per arrivare Laura Pausini, sai che ha fatto anche il pezzo di Zucchero come solo improvviso? Dai. In che tonalità la fa Laura, tu lo sai? Ha fatto il re maggiore. Si può fare il re maggiore, falle la migliore. Nel mondo io camminerò, tanto che i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta a tutti io domanderò finché risposte non ce ne saranno più. Mi faccio tutto, anche i cori da solo. Da quando mi è tornato il falsetto, fantastico, perché non fumo più, questi sono i risultati. Quindi amici che fumate, la Weight Watchers ascolta la radio e si complimenta per questa versione senza zucchero. Queste battute sono terribili, però poi sentiremo in che tonalità la fa la Pausini. Senti, lei la fa così, parte già così. Nel mondo. Senti come la fa lui, guarda, lui è molto bravissimo. Falla tu in tonalità Pausini. Sì, dai. È il testo. Fratello, un uco, nel un passo. mondo. Vai. Io camminerò. Sì. Vabbè, la lo sappiamo il testo fare non tutti. ce l'ho. Vabbè, I piedi mi faranno male.
chiama un podologo. Bello. Ti è piaciuta questa? Scusate, sempre notizie, la Pausini ormai è qui, È alle porte. Sei pronto per il tuo duetto con la Pausini? Io sì, spero voi l'abbiate avvertita. Ma tu però non dire niente. No, lei te devi vedere all'improvviso, si deve prendere un po' di paura e poi dopo. può darsi che sì. Capito? Perché poi noi facciamo il disco tarocco. Allora, prima della Pausini. Ok, molto bene. Prima della Pausini, sì. abbiamo una ringa, ma prima della ringa, noi stiamo lanciando questa canzone che è la Ghost Track. Pensate, una traccia fantasma nell'ultimo disco di Celentano che non ha nessuno. Ce l'abbiamo solo noi, siamo riusciti a trovare l'idea Adriano Celentano nella interpretazione della canzone di Raff che è Battito Animale. Neanche Claudia Mori non lo sa. Beh, questo è strano. È strano, ma ti giuro che guarda, eccola qua, Battito Animale. E credo che abbia perso la testa, soltanto perso di vista le cose più belle del mare in tempesta. E forse non basta, mi confesso di avere paura, non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte di me stesso. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano come una moto che va contro vento in velocità, e un rischio si sa. E questo mondo non è mai come lo volevi tu. Se ti vien voglia di gridare non fermarti più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Raff sarà contentissimo di penso di sì. Sarà felice. Che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te, dentro te. Adriano Celentano con Battito Animale. Grazie. Senza Claudia Mori si è arrabbiata con la diretta, detto, ma tu non potevi dire. Certo. Messa nella Ghost Track, voi sentite tutti i brani dell'album e alla fine compare questa cosa qua. E Raff l'hanno avvertito? No, neanche lui. Nessuno, quindi una sorpresa totale. Una sorpresa totale. Solo noi l'abbiamo scoperto. Beh, sì, certo. Allora, sai che adesso entriamo in tribunale. Molto bene. In tribunale adesso vediamo che caso ci sarà, vediamo l'imputato che prende posto. E dopo, signori e signori, Laura Pausini. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Silenzio! Signori della Corte, oggi noi ci troviamo in questa Corte per sbaglio. Il mio cliente, guardatelo, stava compiendo un'opera meritevole. Che minchia ride lei? Se ancora non sapete che cosa stiamo parlando. Lo so, ma alla parola meritevole un'attività sociale che invece lo ha fatto piombare per un tragico equivoco dalla parte del torto, bollandolo, il mio cliente qua, come un criminale. Avvocato, ma quale equivoco? Il suo cliente stava cercando di passare la frontiera con un camion trasportando cinesi clandestini e 7 di loro sono morti soffocati nel camion, che era stipato all'inverosimile. E qui è l'equivoco! È stato un errore di valutazione. Quel camion aveva già portato altre volte una ventina di ospiti, termine che noi preferiamo a quello dei clandestini. Sì. E standoci normalmente comodi una ventina di senegalesi,
che sono grossi, ho pensato che una cinquantina di cinesi ci sarebbero entrati. E invece, vostro onore, le nuove generazioni di cinesi purtroppo sono più grossi, come succede anche da noi. Lo sa che mio figlio, che ha 15 anni, è già più alto di me un paio di centimetri, perché nella famiglia di mia moglie il suocero è molto alto, e allora voglio dire, il nonno di mia moglie... Avvocato, per favore, andiamo avanti. Scusa, signor giudice. Grazie. Quindi, se noi giudichiamo questo sfortunato benefattore colpevole, che dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Che dobbiamo dire di questi che si puliscono l'orecchio con l'unghia del mignolo? Che dobbiamo dire di questi che comprano i dischi della Pausini? È vero, signor giudice, è vero, purtroppo ci sono state 7 vittime, ma io le chiedo, signor giudice, quando saranno i cinesi nel mondo? Non lo so, 1 miliardo e rotti? Facciamo finta che quei 7 siano i rotti. Capita. Ma chi siamo noi? Chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire quanti anni ha la Venier? Chi siamo noi per dire chi è Marco e perché se n'è andato e perché non ritorna più? Saranno cazzi suoi! Lo so, l'accusa sostiene che il mio cliente si faceva pagare anche 2.000 euro per ogni cinese. In realtà non c'è uno straccio di prova di questo pagamento, non una ricevuta, non una fattura. Quindi, non essendoci documento di pagamento, trattasi di donazione. Signor giudice, lei quando dà i soldi al semaforo chiede la ricevuta? Mi risponda, no. E allora perché avrebbero dovuto chiederle ai cinesi? Ecco. Per cui, signor giudice, sicuri di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del Codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Zitto che poteva andare peggio, il microfono lasciateglielo spento che non se lo merita. Non se lo merita acceso, lasciatelo spento. Oggi con i microfoni non ci abbiamo. Poteva andare peggio perché se ti giudicavano in Cina, fidati che era peggio. Quindi accontenti, parla, vediamo. Niente, ancora spento, cambia microfono. Non dire più niente, la gag finisce qua, chiudi, arrivederci. Allora, signori, ci siamo, si sta per aprire la porta, vedete se riuscite ad aprire i microfoni? Allora ci siamo, sta per entrare Laura Pausini! Eccola, Laura sta salutando i suoi fan. Eccola là che sta saltando tra le sedie. Laura, torna, vieni qui, eccola! Ciao a tutti! Eccola qua! Ciao Laura! Buongiorno Laura! Grande successo, abbiamo elencato i tuoi successi. Grazie. Per te tornare in Italia da noi, insomma, è... A casa? A casa? Sì. Parli italiano finalmente? Hai imparato le lingue bene? Allora, lo spagnolo per te ormai è... Pero bien. Pero muy bien. C'è anche l'accento. Me encanta hablar en español. ¿Y cantar te gusta? Bueno, es una locura para mí, o sea, me siento emocionada. Sembra la Carrafaro così. Sì, infatti, stavo dicendo. No, perché dovete sapere che ormai la Pausini qui ci dobbiamo avere, questa ci leva il mestiere a tutti. No, sì, sei una showgirl, l'ha detto Fegiz. L'ha detto Fegiz. Mario Luzzato? Mario Luzzato Fegiz? Sì. Ah, ok, perfetto. Cioè, chi è? Che ne so, io ho detto Fegiz, io ho fatto una domanda. Lo conosci? Sì. Ti ha mai recensito? Ma sì. Positivo o negativo? Negativissimo. Sì. Credo che fosse lui che scrisse quando andai a Sanremo che presentava mio padre il festival, perché le sfighe non vengono mai da sole, sono sempre tutte molto collegate. Allora, scusa Laura, che sai, scrisse, credo fosse lui che ha scritto Gianluca Guidi, padre di Johnny Dorelli, quando canta sembra che perda il catetere. Questo è stato detto. Sì. Bellissimo, Però anche a me
il primo Sanremo mi diede 4. Ti diede 4? Sì, con la solitudine. Uno che vede molto lontano, allora. Beh, sì. Forse non gli piaceva. Non gli piaceva il pezzo, la solitudine. Invece adesso ti adora, insomma. 16 Mario. milioni di dischi. Quanto? Cosa? La solitudine. Quella che ha preso 4. 16 milioni di dischi. Di singoli. Cioè, ragazzi, 16 milioni di singoli sono veramente tanti. Sono impressionato. Io veramente, Laura, veramente, guardo, scusate se adesso divento un po' più... Leggo questa lista di canzoni che tu hai fatto, bellissime, di questi artisti che tu hai scelto, artistoni. È il momento del riprovero questo. Va a finire su qualcosa. Hai scelto questi artistoni, insomma, Cocciante, Buonocore, Raff, Lucio Battisti, DJ Francesco. Come DJ Francesco? Non l'hai fatto, scusa. No, anche se è una persona molto simpatica. Scusate, ma non l'avevo visto, scusa. Michele Zarrillo, Ivano Fossati, Samuele. Come se la ride Guidi. Ma tu ti sei resa conto che qui hai dimenticato qualcuno? Vero? Sì. Sai chi? No, non dire niente. Signore della corte. Laura, non devi dire niente perché io ti faccio sentire, ti voglio far sentire una cosa, ti voglio far sentire un parte del repertorio di quest'artista che tu hai proprio dimenticato. Benissimo, ecco. Signore, fai partire questa grande produzione, prego. Sì o no? Mica è finita così. Senti che roba. Questa era lo sponsor della Falcui, puoi liberarti. Non piace neanche a lui, cerca una luce. Senti cosa ti sei perso. Dolce amore mio. Cioè, pazzesco. Meglio viene adesso. Dovresti vergognare. Fatti cuore, dolce amore, dimmi dove sei. Come si può cominciare? Come si è fa? Incredibile, veramente io spesso una lancia a tuo favore. Scusa, è questa? È questa? Finalmente Tirarti sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardarti, non mi ricordo più andarsi, solo gli occhi tuoi. gli occhi tuoi. Incredibile, eh? Ha aperto bocca di colpo, subito. E quando parla non sembra così. No. È una vocina più... Però questo è sbagliato effettivamente, perché è molto melodico. Questa si poteva potevi, stare. invece non mi hai cagato di pezza. Vabbè, insomma. Ma poi tra l'altro non ma è mia. massacrato dal vivo davanti a tutti, faccio la figura di me. Ah, no, che ci siamo. Aspetta che è arrivata una notizia su Fegiz, perché ovviamente si è Eccola. risentito. Fegiz ascolta la radio e dichiara: con la Pausini ho sbagliato, ma con Gianluca Guidi. Già ho capito, grazie. È stato ucraino. Con Gianluca Guidi avevo ragione, infatti sono stati venduti 16 milioni di cateteri. Stupendo. Sta piangendo per i cateteri, scusate. Sta piangendo per i cateteri. Io mi vedo il giorno dopo Sanremo che c'era la coda fuori. Guarda come ride. S'ammazza, senti, no, Laura, veramente. Dimmi, caro. No, seriamente, hai già tradotto questo. Pero bueno sí. Pero bueno sí. In spagnolo anche i pezzi di Cocciante. Pero por supuesto. Incredibile. No, anche in francese, No. sai, perché la canzone di Cocciante era già stata tradotta da lui. Sì. Esatto, in francese. Io canto? Che si dice, ti prego, falla, non l'hai mai fatto. Come si dice? Je chante. Madonna. Je chante, oui. Ma a me mi sembra un pezzo della Carla Bruni. Sì. Je chante. Ma facciamo una versione inedita, Scusa, dammi un testo. Allora io canto. Ma quindi, Però- allora, posso dirti una cosa? Avrai un merito. Sicuramente, a parte quello di vendere i dischi, però di
veicolare in questo modo la canzone italiana che altrimenti all'estero non sarebbe stata conosciuta, cioè nel senso già Io Canto va bene, però sì, Io Canto è conosciuta già in Francia. Altri pezzi che ne so che non hanno avuto magari successo all'estero, sì. Ma sai che alcuni di questi pezzi non è che non hanno avuto successo perché non ci sono andati proprio. No, magari alcuni cantautori hanno, sai, molti di loro sono in realtà dei poeti, quindi sono timidi, non hanno voglia di viaggiare. Quando di Pino Daniele. Ma cavolo, di una bellezza, non può essere solo degli italiani, anche se è già una cosa bellissima. Senti, noi non l'abbiamo preparata, ma tu ce l'hai solo l'inizio, tu in tornata fai a dirtelo perché qui. Ma che non mi ricordo, basta prendere la piotta che ti. Dimmi quando ho bisogno di te, almeno un'ora. Trovata. Per dirti che ti amo ancora. Tu dimmi quando non lasciarmi adesso, amore, sono stanca. Vai su, va bene. Vai su, va bene così. Improvvisata qui, però già basta e avanza. Vuoi fare il pezzo? È bellissimo. Ho sete ancora, ho sete ancora. Troppo bella. Bella, è certo che è bella. Di dove sei, Laura, tu? Di dove sei tu? Io sono di un paese vicino a Faenza, in Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. Si chiama il paese? Solarolo. C'è un teatro a Solarolo? Sì, è vero, ci vado. Cavriglia, domani sera Vicchio e prima di Modena settimana prossima sono a Solarolo. Esatto, perfetto. Invito tutti i miei concittadini, i miei compaesani a partecipare allo spettacolo di Gianluca Guidi. Sì. Esatto. Senti, io con cateteri mi sono permesso portate Gianluca Guidi e i suoi cateteri, è un gruppo Gianluca dovresti pensarci seriamente. Io ho una band che chiamerò adesso i miei cateteri. Da io la mia, sarà contento Biseo quando gli dirò che è il mio io maestro. La mia mi chiama Fiorello e i suoi petali, sono loro. È più delicata la cosa. Sì, perché prima si chiamavano Peti, poi dopo abbiamo Però se lavorassimo insieme i cateteri e i peti, pensa che successore, immagino già. Senti Laura, io mi sarei permesso insieme al maestro Canfora di preparare proprio Io Canto, proprio l'abbiamo preparata, l'abbiamo fatta bene. Io però non voglio partecipare, che non vorrei rovinare questa canzone, ma vorrei che tu ce la cantassi. Il singolo, tante volte sai si tende sempre a sentire il CD, ma noi con Laura non c'è problema, perché Laura dal vivo è una cosa pazzesca. Io mi godo questa sua voce nelle cuffie. Tra l'altro noi ora incidiamo così il disco tarocco è già pronto. Io lo porto a Cavriglia stasera da vendita subito. Signori, Laura Pausini in Io Canto. Vai Laura! La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, l'un rendo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in testa e canto, la voce in testa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera canto, la mia preghiera canto, per chi mi ascolterà, voglio cantare, sempre Sono andata in un altro punto, vero? Ho saltato tutta una strofa. Perché noi siamo short
Ma io sono impressionato perché nelle cuffie io non sento più. Perché, sì, perché delle note mi sono arrivate all'orecchio. Una roba. Però le fai uguali, quindi. No, ma io la faccio però per farlo, sai cosa devo stringere io? Per fare una nota così. La nebbia che si posa. Bellissimo. Bellissimo. Senti, ascolta, cos'è? Ah, abbiamo la pubblicità, ma oggi la pubblicità può anche aspettare un attimino, abbiamo... Ah sì, bisogna mandarla subito, se no Ah vabbè, abbiamo Rita del bar per l'occasione che è venuta. Ciao Rita, benvenuta. Di che sei venuta solo per Laura qua, Cioè, puoi scommettere che sono venuta solo per Laura. Allora mettiamo Ciao, la pubblicità Rita. e dopo torniamo con Laura Pausini, live! Legati con lacci, schiacciati, torturati per ore con spilli di 10 centimetri. Ogni giorno nel mondo migliaia di piedi vengono torturati. Per questo oggi c'è Stonefly. Ah, le calzature Stonefly. Non me le toglierei mai. Stonefly. Absolute Comfort. Buongiorno. Come sa, stiamo cercando uno speaker in grado di dire tutte le dotazioni della nuova Land Rover Discovery 3 XS in 10 secondi. È pronta? Sì. Via? Nuova Discovery 3 XS con impianto stereo Harman Kardon, terrain response, 7 posti, cruise control, sistema radar per il parcheggio, cambio automatico a 6 marce, sospensioni pneumatiche, cerchi in lega, accensione automatica dei fari in Edizione speciale. Avanti un altro. Tesoro, guarda cosa ho trovato! La nostra canzone! Quanti ricordi! La nostra prima notte. Mi sembra ancora di sentire il fruscio delle lenzuola. Lo sento anch'io il fruscio, ma della polvere che c'è sul disco, caro. La prossima volta che vuoi rispolverare il passato, tira fuori Swiffer. Da oggi con Swiffer non solo spolveri, ma rispolveri la grande musica. Swiffer presenta One Shot, l'originale collezione di musica anni 80 disponibile nei migliori negozi di dischi. Swiffer, spolverare è tutta un'altra musica. La nuova Mini è nuova dall'A alla Z. A come motori innovativi. B come nuovo sistema di sicurezza con 6 airbag di serie. I come Incredibly Mini. H come vieni a provarla in tutte le concessionarie il 18 e il 19 novembre. Ero annoiato ed abbastanza giù, non c'era niente neanche in TV. All'improvviso tutto è cambiato, del suo sapore mi sono innamorato. Parmigiano re, 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 reggiano parmigiano re, 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 reggiano. Eccoci, c'è gente che ci chiama da tutto il mondo, da tutta Italia per dire che brava Pausini, come canta, incredibile. Oggi esce il disco, oggi, e lei è venuta a presentarlo da noi, oggi, ce l'hai presente che vuol dire oggi? È chiaro sto fatto. E già sei al numero 1 in classifica prima che il disco uscisse, pensate. No, sì. nella versione quella che si può prenotare. Cioè, Sì, è prima in classifica, certo. Sai che è un bel risultato, oggi che non si vendono dischi abbiamo ancora noi Laura tu, ad esempio. Io ho percorso i tempi, diciamo. Cioè? Non li vendevo già allora. Quindi... È modernissimo lui avanti. È modernissimo, lui avanti. Sono sempre stato 20-15 anni, 15-20 anni avanti. Scusa che c'è una notizia che mi interessa perché coinvolge un mio amico. L'Istat, scusa Laura, Sì? è uscito l'annuario statistico 2006. L'Istat fa una fotografia degli italiani. Sono più vecchi e fumano di più. Camilleri dichiara: redatemi la mia foto. Incredibile, ragazzi. Allora, io canto oggi nei migliori negozi di dischi, anche non quelli migliori ovunque. Ma esce in tutto il mondo? Sì. Ma che bello. Quindi tu ora farai giri promozionali anche all'estero? Sì, vado anche, vado a Parigi, Dove? Che programmi vai? Che programmi vai lì? A Parigi c'è uno spettacolo, cioè in Francia c'è uno spettacolo che si chiama Star Academy. Prego, una parolaccia. Come si chiama? L'Accademia delle Star. Academy. Sarebbe Maria Amici, no? Però Maria De Filippi, un po' come Amici, no? Di Maria De Filippi. Sì, però diciamo che ogni puntata di questo Star Academy è vista come
da talmente tanta gente in Francia che è paragonabile alle puntate di Sanremo in Italia, quindi capito. è un programma molto importante, infatti decidono tutto loro. Anche in Spagna, ad esempio Operazione Triunfo. Operazione Triunfo vinse un tal David Bisbal che ha avuto poi un grandissimo successo in Spagna qui, No, anche in America del Nord e in Sud America adesso. Sud America, sì. ovunque, quello riccioletto un Esatto. po'. Bisbal si chiama? Bisbal, sì, è un fenomeno, detto anche. Sì, no, perché? Io non l'ho capita, voglio capire, No, ma no, l'avevo capita. Lascia stare. Sì, boh. Lascia, qualcuno l'ha capita, qualcuno no, meglio così. Bisbal milanese è così, insomma. Bisbal. Devo imparare il milanese, vedi, mi manca quello, porca vacca. Con l'inglese so che in America hai fatto pure lì sfascelli, hai conosciuto gente, sì, da Jim Carrey a, che ne so, a, come si chiama l'altro lì? O Kevin Costner. Vale Verde lì, Kevin Costner pure, che ci aveva provato, avevi raccontato. Posso spiegare un attimo velocemente? Spiegala qui, perché qui non è come un'intervista. Infatti, cioè, lo ascolta tutti. Dai, com'è? Non è vero che è stato un marpione, sono romagnola, ho un certo tipo di fisico, non sono sta gragnocca, però ho un seno abbondante, è normale, poverino, cioè gli è caduto un attimo lo sguardo, non ho detto che... hai ragione, poverino. Infatti, non sarà stato il primo, credo. Mi auguro di no, cioè se no sarei... Gianluca è bello che entra con queste frasette. Esatto, Gianluca, queste frasette. Tagliamo l'argomento. Infatti, siccome oggi sapevo, mi sono coperta. Sapevi della presenza di Gianluca. A proposito di Gianluca, sai che Gianluca Guidi è uno molto antico, no? Antico. Old style, diciamo. Old style. E tu aveva pensato di duettare con te, per metterlo nel curriculum, no? Perché nel curriculum... Sì, bellissimo. Io appena esco da qui scrivo subito nel mio sito, che non ho ancora pubblicato. Perché non ce l'hai? No. E qual era la canzone che volevi fare con lei? Qual era? Quella che avevamo pensato era Never Fall in Love Again di Bacharach, però poi ne abbiamo anche alcune alternative. Si è allargato, scusa. Lei non è che le sa tutte. No, come? È per quello che abbiamo per pensato esempio, delle alternative. c'è una canzone di Bacharach che ho cantato tanti anni fa, sì, che si chiama This Girl's in Love with You. E con chi l'hai cantata? Oh my God. Con chi l'hai cantata questa? Da sola? Per i fatti da sola, tuoi? sì, l'ho cantata da sola con un quartetto jazz. Ah, perché noi qui abbiamo un sestetto, ma vediamo. Meglio. La sai questa che ha detto lei? The Girl. Io volevo dire che nelle ultime puntate, quando facevamo questa canzone, volevamo farla con Fiorello, l'abbiamo tentata 3 volte e ci siamo fermati per 3 volte allo stesso punto. E non l'abbiamo mai più fatta. Ma sai perché? Perché sto notando che il testo che c'è qui ha delle parole sbagliate, quindi per quello ha delle parole in più. Però inventiamole. La Pausini riesce a individuare gli errori dei testi. No, è logico. Faccio la cantante, devo starci metricamente, qua non ci sta niente. Com'è la? Allora sai che ti dico? Siccome sei brava. Invento. Brava. Adoro. Facciamo un inglese quello che vi viene, vai. Sì. Aspetta, scusa, vi devo interrompere. Prego. Ecco. Il direttore del teatro di Cavriglia chiede a Gianluca Guidi se può mettere sul manifesto di stasera che lui ha cantato con Laura Pausini. Lo puoi mettere? Io do l'autorizzazione. Assolutamente. Io stasera al teatro di Cavriglia racconterò della mia giornata, perché poi ieri il sindaco aveva sentito, tu ieri dovevi aver annunciato che ci sarei stato io. Ecco, il sindaco è corso in teatro, di colpo per lui ero come Marlon Brando. Addirittura. Signori, scusa, la Pausini sta parlando con me. She's rehearsing. Zitta. Sì. No, vai, concertatevi. No, perché la tonalità non l'abbiamo mai provata, ma questa è bella tosta. L'avete fatto in diretta, hanno provato in diretta. In che tonalità siamo, per capire? Do maggiore. Vabbè, per me equivale perché non si sa. Prego. Inizio io? Sì, decisamente. You see this girl's in love with you. Yes, I'm in love. Looks at you the way I do. When you smile, I can see you know each other very well. Okay. Say you think I'm fine. Si capisce una mazza di questo testo, ma comunque there's a scribbling on my cry where the stars goes beyond, and every day you like my time. I know tomorrow, amore, I know tomorrow
now the end is near, che comincia proprio così. Ti sei giocato l'unica possibilità. Ma ho capito, io sono venuto, tu mi hai detto, vieni alle 11 stamattina. Io come un idiota stamattina per 3 ore con Cremonesi e tutta l'orchestra siamo stati a mettere insieme Never Fall in Love Again. E vabbè, di colpo, ma io non la so, adesso scusa. io vorrei che l'avvocato Taormina potesse dire una frase a mio. Di colpo abbiamo cambiato canzone. Non solo, ma abbiamo fatto quella di cui non siamo riusciti a venirne a capo nemmeno settimana scorsa. Allora io mi chiedo chi sono gli autori di questa trasmissione, perché uno fa una statistica e dice no, dice questo non è venuto. Mi dispiace. Prego. Perché io so solo la prima riga di questa qua, il Never e Fall in anch'io Love. di quell'altra, Cioè, capito? Per cui Famo un misto. When do you get when you're falling in love? Ragazzi, questo è delirio puro. Io sto assistendo a una cosa che non ci credo. Stanno ricantando. Ti rubiamo la scena. Prego, vai. Faccio la prima riga e basta. Prego. When do you get when you fall in love? You get enough germs to burst your bubble. That's what you get for all your troubles. Never fall in love again. I'll never fall in love again. Io non la so proprio. Che già. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch. No, scusate un attimo, no? Ferma tutto, Stop, orchestra. Mi fate una cortesia, anzi Sì. Gianluca, mi fai una cortesia? Torniamo domani. No, te ne torni a Caviglia, dove sei? A Caviglia. Piace al papà, alla mamma, alla figlia. Scusa un attimo, una notizia. Lo spettatore presente alla sagra del salame di Capparotta richiede indietro la busta del latte. Io dunque, alla capra cotta non sono mai stato. Copparola era, mi ricordo com'era. Scusa Fiore, non voglio disturbarti, però no, ma io la mollerei quella canzone. No, ma c'è una cosa interessantissima. Ah, sì? Chi ha scelto questa canzone? Te? Sì. No, lui. No, lui, tu. Io ho detto Gianluca, l'hai scelta te l'ho sicuramente. scelta io, sì. Cioè, c'è scritto Sì. When do you get when you kiss a girl? Cioè, sì. Cosa what do you get? Cosa ti arriva quando baci una donna? Ragazza? You get enough germs. Sì. Ma ti prendi abbastanza germi, Per ma che pigliarti la canzone è? polmonite, per pigliarti la polmonite. To catch pneumonia, ma va là, ma come si fa a cantare sta canzone? Ma Cioè, dice veramente questo la canzone? Sì, Ma ragazzi, non l'ho scritta E io, chi l'ha scritta? Sfortunatamente che di SIA ha beccato il signore lì. bisogna parlare con Baccarat. Bisogna telefonare a Al David, il paroliere di Baccarat, e dire ma mica si può fare ma così. poi ho detto in inglese, ma che minchia scrivi? Che minchia scrivi, Al? Come No, si fa? è un grandissimo, però immaginati noi che scriviamo No, una ma canzone Del genere in italiano? No, però va contestualizzata un attimo. mi becco i germi e vado a prendere la polmonite. Ma cioè. su questo è sempre così. Altro no? che latte, qua Laura, mi tirano. guarda che gli artisti stranieri quando vengono a presentare, ti ricordi come si chiama quello che muove al bacino? Al Pacino. Al bacino. Guidi, fammi la cortesia. Dimmi. Come si chiama? Elvis Presley. No, Ula Hop. un, dos, tres. Ah, Ricky Martin. Cioè, dai, Ricky Martin, un, dos, tres, un passito ballante, pensa in italiano minoretano. 1, 2, 3, 4, un passetto avanti, Maria. Lo fa Ricky Martin, diventa una figata. Sì, è vero. Cioè, è sempre così. No, ma la canzone va contestualizzata perché fa parte di una commedia musicale che io ho fatto. Sì, lo capisco, e però. quindi era l'appartamento di Billy Wilder con Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Che è stupendo. No? Scusa Laura, faresti una commedia musicale? Beh, non l'hai mai fatta, Beh, in sicuramente teatro. non questa perché non voglio baciare e dare la polmonite a chi dovrà A me. baciare. Ah, Esatto. a lui. A questo punto famo sta commedia insieme. Facciamola, Laura. Beh, sarebbe io subito verrei, una commedia musicale. Quella sotto la pioggia mi piacerebbe. Singing in the Rain? Beh, io sulla danza poi rendo moltissimo. Sono nato per la danza. Il numero della pioggia faccio una replica io, perché scivolo, mi spacco il malleolo e via. Se vi interrompo, No, Gianluca fai pure. e Laura, perché abbiamo un ospite. Noi solitamente non ospitiamo i politici, ma in questo caso la signora la dobbiamo è qua, e quindi ve la presentiamo. L'onorevole Mussolini, buongiorno. Buongiorno a voi, onorevole. buongiorno. Grazie per avermi invitata, perché è sempre un piacere per me partecipare a Viva Radio Duce. No. Questa no. Non è Viva Radio 2. Sì. Viva Radio 2. Senti, volevamo chiedere cosa ne pensa, onorevole, che cosa ne pensa del Papa
che ha detto che sa che si è scagliato contro il Gay Pride che dovrebbero fare a Gerusalemme. Ma guardi, io pur essendo vicina ai valori cattolici credo che il Santo Padre abbia esagerato, perché sono d'accordo invece che il Gay Pride si faccia, magari non proprio a Gerusalemme, guardi, un po' più in là, diciamo sulla striscia di Gaza, anzi proprio a Baghdad, guardi. È una buona idea questa, sì. Sempre pesante. Perché non l'ho capito? No, onorevole, si tranquillizzi, guarda, io direi di passare ad altro perché qui sennò gli argomenti che tocchiamo. Certo. Oh, lei lo sa che alla Spagna, parliamo di Spagna, no? Alla Camera è passata una legge per cui i transgender possono cambiare sesso sulla carta d'identità anche senza aver fatto l'operazione, la sa sta cosa? Ma sì, guardi che il nostro movimento sta lavorando da tempo per una cosa del genere. Ecco, grazie a noi parecchi transgender, come amano definirsi quelli, possono, ecco, perché io li chiamo in un altro modo che non lo voglio dire. Signor, calma. Ecco, questi transgender possono cambiare sesso sulla carta d'identità anche senza aver fatto l'operazione. Quindi alla voce, com'è alla voce sesso la F invece che una M? No, per ora hanno cambiato solo la foto. Quando ne becchiamo uno state certi che i connotati non sono più gli stessi. Ma che meraviglia, esempio di democrazia. Che bello, che bello. Scusa, Gianluca, portiamolo su argomenti più leggeri. Vogliamo parlare di Capriglia? No, parliamo dell'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi. Ha visto che hanno dato metà del premio in beneficenza, 100.000 euro? Certo, ho visto anche che l'avventura era dispiaciutissima perché quelli che hanno ricevuto i 100.000 euro volevano andare con lei alla festa di Briatore lì al Billionaire dopo la puntata, ma con soli 100.000 euro non pagavano nemmeno il guardaroba. Senta, onorevole, una cosa un po' frivola, forse lei come femminista farà piacere questa cosa qua. Lo sa che alle hostess... Preferivo Baldini, guarda. Sì, perché io non sono capace a fare domande, ma alle hostess dell'Alitalia avranno i pantaloni adesso. Che ne pensa di questo? Ma guardi, credo che sia una grande conquista, è un passo avanti se calcoliamo che stiamo parlando di un'azienda i cui dipendenti stanno tutti in mutande. Quindi... Complimenti! Mussolini? Grazie, onorevole. Arrivederci a tutti quanti, tutti senza distinzioni, normali e transgender. Ma come si fa? Purtroppo io non so come fare. È dura. Questo esempio di democrazia. Esempio di democrazia che eppure voi che la fate entrare quando dice queste cose. Scusate, ma io devo leggere questi dispacci che arrivano. Il direttore del teatro di Capriglia dichiara. Io non vorrei che adesso io arrivando mi fanno causa. No. Adesso già ho delle difficoltà, come tu ben sai, quindi se poi togliamo anche Capriglia. Vorrei rappresentare la commedia musicale di Gianluca Guidi e Laura Pausini. Mi piace così tanto il progetto che la rappresenterei addirittura anche se la Pausini scegliesse un partner diverso da Gianluca Guidi. No, Gianluca, dai, non fare così. Dai, non fare così. Senti Laura, ti posso chiedere una canzoncina? Sempre del tuo nuovo CD che esce oggi in tutti i negozi di dischi. Everybody get down. A me proprio piace proprio la canzone, quella di Zucchero, la scritta Zucchero. Sì. Zucchero e Gino Paoli, se è quella che sì, come il sole all'improvviso. Come il sole all'improvviso. Hanno scritta insieme. Meravigliosa canzone. Io purtroppo non ti posso accompagnare in duetto perché le tonalità per me sono proibitive e non riesco. Questa è bellissima, meravigliosa. Questa è la traccia, non mi ricordo che numero è. Del disco 5 credo. Nel mondo io camminerò tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta e a tutti io domanderò finché risposte non ce ne saranno più.
cominciato. Bravissimo. Posso fare il finale? Ah, fallo. Nel mondo Più ti guarderò, tanto che poi gli occhi mi faranno male. Hey, yo, peace. Peace, fratello. Peace. Brava sorella. Peace. Oh, allora, giù da ladro. Sì. Peace. Peace, Laura. Laura. Ascolta, scusa. Oh, peace. Che poi come lo stai pronunciando, peace vorrebbe dire. Peace. Esatto. Oh, che bello. Che è più giusto con lui. Ti sentirei proprio cantare a ore. Grazie. Dimmi che c'è. Dimmi, Cremonese. 2. Due che? 2. Fine? 2 cosa? Indovina. 2 canzoni. Esatto, la nostra canzone. Adesso c'è Laura che canta 2 canzoni di rap, questa sera la farà. Siamo quasi pronti col cantare una canzone qui a Viva Radio 2. Cominciamo, ok. dove sei e come stai. È difficile, lo so, lo sai. Fermo al rosso di un semaforo, sei tu che cerco nella gente, a piedi, in taxi o dentro gli autobus. 2 occhi che ci guardano e poi via, come forti raffiche, perdersi nel traffico e un clacson dopo l'altro, chissà. Dove sei? Come stai? Cambierò se cambierai. 2 perché siamo noi, 2 lottatori, 2 reduci, 2 canzoni d'amore. Comunque io e te, con le stesse parole, seduti a un caffè. E vorrei solo dirti ora che te ne fai, se amore, amore vivrai, di un amore vivrai. A Super Classifica Show c'è Laura Pausini con 2. Brava Laura, Bellissima brava. canzone. Bella, anche Raff è stato nostro ospite. Brava, le hai reinterpretate in una maniera veramente incredibile. Io credo che già ci sia la fila nei negozi di dischi. Già me li vedo. Scusate, una telefonata? Pronto? Allora, banda di fancazzisti, oggi gioco di anticipo e vi chiamo io, perché se no il mio risottaino allo zafferano e funghi porcini mi si ghiaccia. Allora, Baldini, mi serve una dritta Mike. per la tris. Mike, scusa, guarda che purtroppo oggi Baldini non c'è, mi dispiace. Ecco, lo vedi Mario Bianchi? Baldini mi rompe sempre i maroni tutti i sacrosanti giorni all'ora del desco e una volta che mi serve non c'è, va bene? Vabbè, scusi Mike, io sono Fiorello, lo sai chi c'è a posto di Baldini? Un attimo che te lo passo. Buongiorno signor Mike, sono Gianluca Guidi da Vivo Radio 2, come sta, mi riconosce? Pronto signor Mike, mi sente? È svenuto per l'emozione, credo. Oh, là là! Ma cosa sentono i miei padiglioni auricolari? Il vecchio Johnny, amici Aia. ascoltatori. Ma pensavo ti fossi ritirato dalle scene, eh? Si vede che ti hanno scongelato. Va bene. Allora, amici ascoltatori, dovete sapere che io ed Orelli negli States spopolavamo come maghi in coppia col nome di Mike e Johnny. Ma guardi, signor Mike, credo che si stia sbagliando, io non vorrei adesso spezzare l'arancia. Scusa, ma cosa vorresti dire, che mi sono rincoglionito? No, non mi permetterei mai. Guarda che la mia memoria è di ferro, mi ricordo benissimo di quando facevamo gli illusionisti. Gli illusionisti, signor E Mike. invitavamo nei camerini dopo i nostri spettacoli le nostre fans più scatenate, e ovviamente ce le facevamo, me lo ricordo ancora, e poi le illudevamo che le avremmo portate con noi in tournée. Sì. Peccato che poi è finito tutto
tutto quanto quando ti sei voluto mettere a fare il cantante. Ecco, qui c'è scritto sul testo: Mike, guarda che ci deve essere un equivoco, ma io temo che rasenti la verità questa cosa. Mike, ma cosa dice? Ci deve essere un equivoco. Non rida, la prego, non credo rida. Che lei, chiunque lei sia, riceverà una telefonata da Johnny Dorelli. Sì, può essere. Finalmente. Nessun equivoco. Il resto, del resto, amici ascoltatori, dovete sapere che ho dato una bella spinta alla carriera di questo Dorelli, perché su uno dei suoi più grandi successi discografici c'è il mio zampino, lo sapete? E quale sarebbe, signor Mike? Ah, non lo sai? No. Allora, dovete sapere che una volta, dopo uno spettacolo a Cincinnati... Dove, scusi? Cincinnati. Eravamo io e Johnny, abbiamo fatto la doccia insieme, pensate, e dopo avermi visto come mamma mi ha fatto, ha scritto di getto l'immensità. Signor Mike, mi perdoni, però io non sono Johnny, io sono suo figlio, Gianluca. Si fa presto a dire figlio. Sai quanti ogni tanto saltano fuori e dicono che sono figli di Mike e di Johnny. Comunque noi li rifiliamo tutti a Pippo Baudo. Sono Gianluca, sono il figlio di Lauretta Masiero, si ricorda? Capito, è quello che assomiglia tutto a sua madre. Sì. Come stai? Bene, Mike, grazie. Tanto non me ne frega niente, lo chiedo solo perché viene spontaneo chiederlo, ma niente di che. Va bene, adesso devo andare perché sennò mi si scuoce il risottino e poi mi incazzo. Mi salutate la Laura Pausini? Senz'altro, signor Mike, sarà fatto. Ho tutti i suoi dischi. Bene, quali ha? Quali ha? Li ho tutti. Ti dica un titolo. Come saprei, ad esempio. No, signor Mike, temo ci sia un ulteriore. Non me lo ricordo, mio Leonino le canta tutte. Come saprei. Anche questi Ecco errori. perché lavorerei con Baudo. Chi è che ha parlato? No, è interferenza, signor Mike, non si preoccupi, niente. Era la Pausini, dicono che ha successo all'estero, è vero? È vero, signor Mike, un grandissimo successo all'estero. Quindi parla anche l'americano. L'inglese, signor Mike. Purtroppo l'inglese non lo capisco. L'americano. Arrivederci. Grazie, signor Mike. Che piacere conoscerla. Grazie. Temo sia la sigla. Però ho avuto un'idea che secondo me potremmo mandare Baldini a Cavriglia e io rimango qui. Senti, ma scusate, ma benissimo. Baldini, possibile non siamo riusciti a metterci in contatto con Marco Baldini oggi? Ma mai possibile sta storia? Provate a chiamare Baldini, chissà dov'è. Comunque io devo fare, se mi consentite, un applauso a Gianluca Guidi che oggi mi ha fatto divertire. Grazie. No, io devo. Mi ha fatto divertire. Non me ne voglia Laura, che ha fatto un grande piacere conoscerti oggi. Però io ti devo dire una cosa. Scusa, pronto? Pronto? Ah, Baldini, finalmente! Samu, hai risposto finalmente. Allora c'è una notizia per te. Qual è? Stasera alle 9 tu devi recarti a Cavriglia. Cavriglia, vicino a Reggio. Vedi che lo conosci. A fare lo spettacolo. Bravo. Poi da lunedì ti darò le altre date del mio calendario. Ah, sei tu, Sì. Senti che bella la musica dei cowboy, senti, È felice. Senti la musica dei cowboy. È un uomo felice, sta in mezzo alla cacca di cavallo, lui. Senti. Senti come ride. Si diverte, sì, lo sai, noi qui quanto ci stiamo divertendo a sentirti. Ti passo il capo dei butteri, saluta Fiorello. Ciao Fiore. Oh, Ale. Ciao. Baldini? No, Baldini, sono il buttero. Fio del buttero, come stai? Baldini è stato il buttero. Senti, buttero, volevo dirvi, vi dice niente? Sono di nuovo io, dimmi. Non è che mi diventi Brokeback Mountains lì? Sì, io sono già mezzo Brock. Sì, perché lì che vi vedo già lì con le selline messi, Senti, ma hai bevuto un po'? No, guarda, io ti dico soltanto cosa sto mangiando. Dimmi cosa. Si va da
antipasto di salame di cinghiale, a porchetta, animalisti proprio, fagioli con le cotiche e salsicce e Brunello di Montalcino. Fammi una cortesia, non venire lunedì, torna almeno mercoledì. Sì, che l'alito se no si sente. Attenzione, c'è una notizia, abbiamo saputo che hai perso 200 euro alle corse del toro meccanico. Senti, lo sai che c'è Laura Pausini qua? Salutamela Laura, lei c'è stata in America, ne conosce Cowboy? In che senso, scusa? Non ho capito. Non ho capito. Baldini, non ho capito che... sì, allora, ma che... lei ti ricordi quando tornò, disse... Mo si sente che c'ho l'accento texano? È vero, perché me l'aveva. Bravo, si ricorda bravo. tutto. Si Però ricorda, l'unica bravo. canzone texana che mi ricordo è Eravamo nella valle. Era un'altra versione. No, Gianluca, per favore. Si può andare avanti, perché no. sennò si tocca un nome che non si può toccare. Quale? Susanna o Susanna. Ehi, che stai facendo? Ehi, che stai dicendo? Ah, stai scherzando? No. Ecco, stai attento. Perché poi i Cowboy da voi in Sicilia hanno la coppola, no? Invece che... Che sembrato qua, che sembrato. Senti Baldini, noi qui senza di te stiamo benissimo. Lo so, devo dire, ma anch'io senza di voi non sto malissimo, devo dire la verità. Lo so caro, lo so. Senti, noi ti mandiamo un messaggio, un messaggio solo. Senti. Balla. Basta così, hai già capito? No, la Laura sta guardando con gli occhi. Perplessa. Ma lo sai, io ti do una piccola notizia. Qui alla Fiera del Cavallo stanotte non hanno dormito. Perché tu urlavi Paolo? È vero, no. Perché gli è venuta la fregola a tutti i cavalli maschi e c'è stato una sorta di accoppiamento gigante, di ingroppamento generale. Ma non è a Baldini, è ad Amsterdam, tu sei fuori! È ad Amsterdam. Non è a Verona, dai. Sei ad Amsterdam, di la verità. Sei in un coffee shop, dicelo. Sì, dai. Sotto acido, vede cose. Esatto. Senti Marco, ti salutiamo, torna presto. Ciao Marco. Ciao Marco. Torna quando vuoi, anche più in là se vuoi, tu non preoccuparti, torna pure. Ma avete invitato me proprio in questa puntata perché io gli canti a questo punto. Marco se n'è andato e non ritorna più. Non so. E allora stoppa tutto. Noi non osavamo chiedertelo perché chissà quanti ti chiedono. Tra l'altro in una tua intervista, credo con Baudo, non mi ricordo con chi, parlavi proprio di questo Marco che è esistito veramente, sì, che si sposa in questi giorni. No, ha avuto un figlio recentemente, come più o meno quando tu hai avuto Angelica. Ah sì, mia moglie, lei l'ha avuta, lei. Cioè, beh, anche te, insomma. Io ero lì. Però, come toro hai contribuito. È del toro, segno del toro, siamo dello stesso segno. Dello segno zodiacale, perché bisogna dare alle donne che fanno veramente. Ecco, bene, canto la canzone. Noi gli uomini stiamo sempre là, vicini, però. Sei pronta, Marco? Sì. Tonalità originale hai fatto? Penso. No, fai la tonalità di Fiore, mi ha dato io, cantala con me un po'. La tonalità di Fiore è questa. Sì. Johnny. Volentieri. Raffaele. Dai, Gianluca, Laura e Fiorello. Tu non l'hai mai cantata questa, non sai neanche di cosa stiamo parlando. Ma io faccio un sotto che sta sempre bene. No, dai, ma che è? Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, scuole, banche vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi stringi forte a te il cuscino, piange non lo sai quant'altro male ti farà la solitudine. La solitudine.
E adesso Laura, se ti va bene la tonalità, la prosegui da qui. Ti faccio un pezzettino. Fai un'alzata di tono. Baldini se n'è andato e non ritorna più. È andato dai cavalli e dalla sua tribù. Non so quando lui deciderà di tornare. Sicuramente Fiore vorrà litigare, ma Gianluca adesso vuole stare qui. E questa è pur certa che non torna più. E adesso Laura Pausini! C'ha ragione Fegiz. C'ha ragione Fegiz. Fallo uno show in TV. Fallo. Non posso. Perché no? Perché tu non sei libero. No, fallo. Come non sono libero io? No, nel senso che... Devi farlo te. Fate pure, non mi coinvolgete mai le cose, non preoccupate, tanto io che mi frega, mo' Però potrei invitarti se vuoi. No, ma senza fa le imitazioni. Fate voi, insomma. Improvvisa i testi. Lo so. Ma è vero che hai imitato anche Ramazzotti? Sì. Ma no, su quale canzone? Beh... Dove sarai? Sì. Vediamo, sentiamo l'imitazione di... Cioè, da Pausini che imita Ramazzotti non ci posso credere. Allora concentrati, tranquillo, tanto abbiamo tempo, abbiamo sforato solo di 10 minuti. Ma chi c'è dopo? Spostati? Vai tranquillo, anche la Vanoni sa fare la Pausini. Chiediamo scusa, ma sai, Laura non capita tutti i giorni. Lo so. Allora... No, andate pure. Allora gli ho invitato di tutto a casa, una volta li ho invitati a casa e gli ho fatto da mangiare. Quindi è il minimo. Allora com'è Ramazzotti? Solo Ramazzotti e chiudiamo. Allora, dove sarai? Anima bella, stella gemella, snackundindon. Bellissimo! Snackundindon! È meraviglioso. Te lo fai meglio, io faccio meglio alle donne. Vabbè, ma io sono donna. Freudiano. Laura, fai la Vanoni. Freudiano è tua sorella, Baldini. Freudiano. Allora, grazie, Laura. La Vanoni, sa anche fare la Vanoni. La Vanoni. Sa fare la Vanoni lei anche. Sì. Sì, però la Vanoni già la capisco di più. Non capivo Ramazzotti, ero curioso. La Vanoni, ma la fai quando canti o quando parli? L'altro giorno ho fatto un'intervista, te lo dico velocemente perché ho capito. Sì. Con Fegiz, appunto. La Vanoni ha chiamato sul cellulare di Fegiz mentre facevo l'intervista e ho risposto io. Ho detto, sì, pronto? E lei ha detto, buonasera, cercavo Mario Zotto Fegiz. E era identica, io non sono riuscita ad andare avanti, però anche... Brava, no, devi fare lo show. Prima devo studiare ancora un po' da te. C'ho anche il titolo, stasera fate pure. offro io. Sono troppo tirchia per farlo, ciao! Grande Laura Pausini! Ciao, grazie Fiore. Ciao Gianluca, grazie di cuore a Gianluca Guidi! Grazie mille. Tutti i nostri musicisti, i nostri autori e la redazione, tutto a Viva Radio 2, grazie spostati, grazie anche a voi. Grazie a voi, grazie. Ciao Gianluca. Ciao Laura. Ciao Laura.